Altri 2 motociclisti morti sulla strada, la doppia tragedia nel pomeriggio, la prima vittima a Quarto d'Altino sulla Triestina nello scontro tra la moto e 3 auto, il secondo finito contro un trattore a Gorgo al Monticano. A Treviso la lunga giornata del funerale dell'ex sindaco Giancarlo Gentilini morto a 95 anni, l'omaggio dei trevigiani nella Camera Ardente allestita in municipio, il corteo funebre in 2000 all'esequie a San Nicolò. Nella cattedrale presenti 2 ministri, Carlo Nordio e Matteo Salvini, ha formato una classe di amministratori, ha detto il leader leghista, testimonianti di Zaia e di Conte. Il feretro dal municipio a Piazza dei Signori, l'omaggio della città con i rintocchi della torre civica, sempre accanto a Gentilini e alla moglie Maria e ai figli gli alpini trevigiani. Carlo è un cadavere affiorato nel pomeriggio dalle acque del Livenza a Porto Santa Margherita. Alcuni natanti hanno notato il corpo e hanno dato l'allarme, indagano i carabinieri. Trovato morto il marito dell'ereditiera americana sparita l'anno scorso in circostanze misteriose. Il corpo della donna era stato cercato anche nelle montagne del Vicentino. L'annuncio era stato fatto in occasione della festa della polizia penitenziaria, in arrivo 50 nuovi agenti delle carceri di Triveneto, l'annuncio del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. €1 per ogni bestemmia pronunciata all'interno del bar, iniziativa dei titolari di un locale di Fontanelle che ora hanno donato quanto raccolto all'associazione benefica della zona. Rieccoci allora in diretta con il telegiornale del Veneto. Chi ha seguito la lunga diretta rivedrà fra poco alcuni momenti salienti dell'addio a Giancarlo Gentilini. La cronaca è in primo piano perché continua la strage dei motociclisti tra la Marca Trevigiana e il veneziano, alle 14 sulla Triestina, all'altezza di Porte Grandi a Quarto d'Altino, nell'incidente tra 3 auto, di cui una finita in un fosso e una moto. Ha perso la vita un Centauro. I pompieri giunti da Mestre Treviso anche con l'autogru, dopo aver messo in sicurezza i mezzi, hanno prestato assistenza al personale sanitario per soccorrere i feriti. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del SUEM ha dovuto constatare il decesso del Centauro. L'automobilista invece è finito nel fosso, ma già fuori dall'auto, e gli occupanti delle altre 2 auto rimaste nella sede stradale sono feriti e stabilizzati, non sarebbero in gravissime condizioni. Carabinieri poi che sono stati impegnati anche a Gorgo al Monticano, perché alle 16:30 in via Roma, nello scontro tra una moto con un trattore, ad avere la peggio è stato ancora una volta il Centauro, morto sul colpo. Quindi 2 vittime in poche ore che si aggiungono davvero a un'altra a giorni difficili sul fronte delle tragedie sulla strada che vedono vittime i motociclisti. Allora, ripartiamo invece dal funerale di Giancarlo Gentilini e risentiamo le parole del vescovo Monsignor Michele Tomasi durante l'omelia. Mi colpisce però in questi giorni, sia negli amici e compagni di strada e di visione politica, come da parte di numerosissimi cittadini che lo hanno sostenuto e che ne hanno condiviso le posizioni, e questo può anche sembrare scontato, ma da solo non lo è, ma poi anche da parte di molti che ne sono stati avversari politici, l'unanime riconoscimento di una passione forte e inesauribile, di un rapporto profondo e viscerale nei confronti della sua città e dei cittadini trevigiani, di una dimensione solida e generosa, di servizio disinteressato per il bene comune. In momenti di crisi profonda per la legittimazione del potere politico in Italia, egli ha saputo interpretare il ruolo dell'amministratore locale in modo nuovo, vicino ai cittadini e alle loro esigenze. Non è stato soltanto il gestore di una macchina amministrativa, è stato prima ancora conoscitore dei bisogni e delle necessità, anche di quelle spicciole e apparentemente minori dei concittadini. Ha messo mano direttamente alla soluzione delle questioni, ha avvicinato l'amministrazione alla vita quotidiana, mettendo così anche un paletto, mi sembra significativo, di riferimento per l'opera delle successive generazioni di amministratori, indipendentemente questo anche dalla loro collocazione politica o ideologica. Un passaggio dell'omelia del vescovo Michele Tomasi nella celebrazione per i funerali di Giancarlo Gentilini.
iniziata con la partenza del feretro da Cassugana, dalla Camera Ardente di Cassugana, che vediamo nelle immagini, e che poi ha portato il corteo tra i luoghi simbolo della città di Treviso, da Piazza San Vito a Piazza Indipendenza, quindi passando vicino a Palazzo dei 300 fino alla Piazza dei Signori, con quei rintocchi che fra poco risentiremo, poi Piazza Duomo e poi il Tempio di San Nicolò per la messa. Oltre 2000 persone soltanto in chiesa al Tempio di San Nicolò, ma davvero tutta la città che si è fermata. Un altro momento emozionante, lo risentiamo, della cerimonia è stato il messaggio letto al termine delle esequie dall'amico di sempre di Gentilini, Giuseppe Basso. Con il suo modo diverso di vivere la politica ha portato il sindaco tra la gente, non chiuso nei palazzi, ma in strada, nelle piazze, nei quartieri, ad ascoltare i problemi di tutti, a cercare risposte vere e soluzioni concrete. L'efficienza è stato il suo tratto distintivo. Ciò che prometteva realizzava. Non sopportava il lassismo. Rifuggiva le parole vuote. Gentilini era un pragmatico, concreto, sempre con i piedi per terra, come gli alpini. Non dimenticherò mai un episodio. Era il 1996, forse il 97, quando, da presidente di circoscrizione, gli segnalai il degrado dei marciapiedi di via San Zeno, in periferia. Lui volle vedere di persona, nessun rinvio, nessun discorso. Andò, verificò e pochi mesi dopo diede inizio ai lavori. Questa era la sua forza, la capacità di agire sempre e solo al servizio del suo popolo, della sua gente. Gentilini è stato così fino all'ultimo giorno. Ho avuto il privilegio di incontrarlo in ospedale giovedì scorso. Nonostante la fatica, la sua mente era lucidissima. Parlammo per più di un'ora. Abbiamo anche scherzato in alcuni momenti assieme. E prima di congedarmi, con la sua solita determinazione, mi disse: Beppi, vai in comune dagli uscieri e fatti dare il pacco di carte che dovevo ritirare io. Vi sono delle mie segnalazioni che devono arrivare a tutti voi, al sindaco, e lo farò. Ci sono problemi da risolvere. Anche lì, su quel letto di ospedale, pensavo alla sua città, ai suoi cittadini e al suo popolo. Per noi Gentilini sarà sempre una guida, un esempio da onorare e da seguire. E chiudo con una citazione che a lui era cara. Chi ha vissuto per il suo popolo continuerà a vivere nel suo ricordo. E poi le parole del sindaco Mario Conte. C'è un aspetto di Giancarlo Gentilini che in questi giorni di ricordo della sua figura pubblica e della sua storia amministrativa ci aiuta a comprenderne lo spessore umano. Fra le sue ultime disposizioni c'è stato anche il testo dell'epigrafe, dove ha voluto fosse riportata pedissequamente questa frase: «Non voglio fiori, ma opere di bene per amore dei miei cittadini». Ecco, per amore dei miei cittadini è la firma di Giancarlo. 5 parole che riassumono perfettamente l'essenza del buon padre di famiglia. C'è un'altra lezione che Giancarlo ci ha impartito, quella della coerenza. Se guardiamo alle sue parole, il sindaco Gentilini ha sempre parlato di cittadini
prima ancora che di città. È questo che per chi fa politica, e vedo davvero tanti sindaci, e per chi amministra, non è un dettaglio da poco. Sono emersi tratti del Gentilini sindaco e del Giancarlo uomo che non erano mai saliti agli onori delle cronache perché tenuti volontariamente nascosti. Come l'episodio degli occhiali che un pensionato ultraottantenne aveva rotto e non riusciva a ricomprare con la modesta pensione e che Gentilini aveva fatto ritrovare ordinandoli personalmente dall'amico Capello e pagandoli di tasca propria. O come il gesto verso un cittadino extracomunitario che con basso reddito e una famiglia a carico non riusciva a pagare una multa. Aveva chiesto aiuto al sindaco e anche in questo caso Gentilini la pagò di sua iniziativa senza fare alcun clamore. Gentilini è stato il mio sindaco, quello della mia adolescenza e quello dell'inizio della mia militanza. Ho avuto l'onore di raccogliere l'eredità di una Treviso grata alla sua figura per vicinanza, abnegazione e capacità di arrivare dritto al punto. Caro Giancarlo, probabilmente non eravamo pronti a questo saluto perché ti consideravamo immortale. Oggi, in questa presenza forte di cittadini, nei racconti, nelle opere, nei valori che hai seminato, capiamo che in fondo non c'eravamo sbagliati. L'Alpino è andato avanti, ma ci sono rimaste le impronte del tuo incedere fiero, mai stanco e immortale. Probabilmente oggi si chiude un'epoca, ma voglio usare le stesse parole che hai usato tu in quell'ultimo consiglio comunale per raccontare quel momento con il tuo vocione e con le dita alzate. Tutte le cose belle finiscono, ma ricordatevi che io esco dalla porta, ma resto sulla finestra. Vedete, in queste parole non c'era solo la sua firma, ma anche la sua essenza, quella del nostro Giancarlo Gentilini, sindaco di Treviso per sempre. A fianco di Mario Conte, del governatore Zaia e del ministro Nordio c'era anche il segretario federale della Lega e vice premier Matteo Salvini, le sue parole prima della cerimonia. Io, ripeto, ero a Milano, consigliere comunale, col primo sindaco leghista e arrivavano le notizie di come si fa il sindaco fuori dall'ufficio, carta, penna, block notice, questo va, questo non va, l'ufficio, il tecnico, il dirigente, la polizia locale. Diciamo che oggi qualcuno dovrebbe prendere l'esempio e uscire dall'ufficio, però se Treviso è così bella è tanto merito suo anche e dell'insegnamento che ha lasciato a tanti dopo di lui. C'è un suo ricordo personale di Gentilini? Tanti, alcune cose me le tengo per me, io poi ero un boccia ai tempi perché avevo le braghe corte quando lui è stato eletto sindaco. Però ne abbiamo fatte tante e anche ultimamente, ricordo alle ultime elezioni con Mario Conte, chiacchierando io adesso da ministro a Treviso fortunatamente ho potuto anche portare risorse, interventi, cantieri, però lui è attento, però Matteo attento qui, là, su e giù, quindi diciamo, la verve è sempre stata quella, infatti oggi è una bella giornata, non è una giornata di tristezza perché non penso vorrebbe questo. Quindi anche a lei ha mandato i suoi famosi pizzini, qualcuno che l'ha mandato? Me li tengo per me, però diciamo che se c'era qualcosa che non andava perfettamente come doveva non la mandava a dire, non scriveva, non mandava il fax, diciamo, telefonava. Ci sono ragazzi e ragazze allevati da lui della Lega che fanno esattamente lo stesso, che alle 2 di notte se c'è un problema non chiamano qualcuno per uscire ma escono loro. È un modello che non muore mai, quello di fare politica in mezzo alla gente, e ce ne sono anche in altri partiti, per carità di Dio, non è un'esclusiva della Lega, però è stato sicuramente un modello e ogni critica diventava uno stimolo. Così Matteo Salvini, ci sono tantissime cose da raccontare di questa lunga giornata, anche i rintocchi
della torre civica del Campanon in Piazza dei Signori. Li vedremo tutti nel telegiornale di Treviso, che avrà ovviamente una pagina ancora più ampia su Giancarlo Gentilini. Però noi andiamo avanti con la cronaca del Veneto, perché c'è stato un macabro ritrovamento nelle acque del Livenza nel pomeriggio di oggi alle 14 nei pressi della foce a Porto Santa Margherita di Caorle. Recuperato un corpo privo di vita e avvistato da alcuni natanti in transito in quel momento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Le operazioni si sono svolte con la massima cautela sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria. Al momento l'identità della persona morta non è stata resa nota. Salma trasferita al cimitero di Caorle, dove resterà a disposizione per gli accertamenti medico-legali. Sulle cause della morte non si esclude alcuna per ora ipotesi. C'è un'altra morte invece che ci riporta a un fatto di cronaca che aveva portato il vicentino anche alla ribalta internazionale. È stato trovato infatti morto il marito dell'ereditiera americana sparita l'anno scorso in circostanze misteriose. Il corpo della donna era stato cercato, lo ricorderete, anche a Cogollo del Cengio nel Vicentino. È morto David Knežević, il 37enne accusato dell'omicidio di Ana Maria Henao, la ricca ereditiera americana di origini colombiane, il cui corpo sparito era stato cercato un anno fa anche a Cogollo del Cengio, lungo la vecchia strada del Costo. L'uomo, di origini serbe, con cittadinanza statunitense, era stato arrestato a Miami lo scorso anno a rientro da Belgrado e accusato dal Tribunale della Florida dell'omicidio della donna che dopo 13 anni di matrimonio aveva chiesto e ottenuto la separazione. I violenti contrasti per la spartizione del capitale comune in vista del divorzio avevano fatto fuggire la quarantenne in Spagna a Madrid da un'amica nel dicembre del 2023, ultima data in cui la donna è risultata ancora in vita. Sull'uomo pesavano forti sospetti di un suo coinvolgimento nel rapimento e dell'uccisione dell'ex moglie e della possibilità che si fosse disfatto del corpo in un viaggio in automobile tra Madrid e Belgrado, passando appunto anche nel territorio vicentino. David Knežević è stato ritrovato morto nella sua cella senza che l'intervento dei medici potesse salvargli la vita. Non è stata resa nota la causa del decesso. E poi torniamo a parlare di Giulia Cecchettin. Anche la musica porti valori di rispetto e di linguaggio inclusivo. La Fondazione Giulia Cecchettin sceglie l'Aperishow in corso ad Arsego per lanciare un appello firmato proprio da Gino Cecchettin. Sono giovani e giovanissimi quelli che affollano l'Aperishow, giovane e giovanissima la musica loro destinata. A loro si rivolge Gino Cecchettin, che in qualità di presidente della fondazione nata per trasformare il dolore per la morte di Giulia in impegno contro la violenza di genere, lancia un appello rivolto agli artisti e alle case discografiche perché promuovano un linguaggio musicale più rispettoso, consapevole, inclusivo. Così Gino Cecchettin: Giulia potrebbe essere il concerto stasera ma non potrà farlo. A Giulia sarebbe piaciuto stasera ballare e cantare assieme ai suoi coetanei. Lei non ballerà più, non ascolterà più nessuna canzone o concerto. Colui che diceva di amarla ha deciso per lei il suo destino di vita. Lo sai benissimo che le parole che usi possono fare la differenza. Ti chiedo, con tutto il rispetto e la fiducia che si deve agli artisti veri, di considerare la possibilità di lasciare da parte quei contenuti che, consapevolmente o no, possono alimentare una cultura della sopraffazione. Abbiamo bisogno della tua arte, di dignità, amore e bellezza. Abbiamo bisogno di artisti che sappiano anche cambiare spartito. Con la lettera 2 vademecum, uno indirizzato agli artisti, l'altro ai discografici. Restiamo nel Padovano, ma non solo. L'annuncio era stato fatto in occasione della festa della Polizia Penitenziaria. In arrivo 50 nuovi agenti nelle carceri del Triveneto, l'ha annunciato il sottosegretario Andrea Ostellari. Più di 50 poliziotti penitenziari sono in arrivo nelle carceri di Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia. L'annuncio arriva direttamente dal sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che poche settimane fa aveva anticipato la notizia in occasione della festa annuale del Corpo della Polizia Penitenziaria a Padova. Il contingente è composto da vice ispettori, a cui si aggiungerà un numero importante di agenti selezionati fra gli allievi dell'ultimo corso che terminerà a settembre. L'obiettivo, spiega Ostellari, è dare respiro alle donne e agli uomini in divisa che prestano servizio nei 16
10 istituti per adulti del nostro distretto, rendere l'esecuzione penale più efficace e garantire più sicurezza per operatori e detenuti, ha concluso il sottosegretario. Oltre a questo, nei prossimi giorni verrà inaugurata una nuova sezione nella casa di reclusione Due Palazzi. Questa apertura consentirà di ricavare 50 nuovi alloggi detentivi e ridurre il cronico problema di affollamento dei penitenziari. A Treviso, nella Marca trevigiana Fontanelle, l'iniziativa delle titolari di un locale, €1 per ogni bestemmia pronunciata all'interno del bar. 150 euro è quanto raccolto da Valentina Vedovato, dalla sorella Marta e da mamma Dina, cotitolari del Bar Mexico di Lutrano di Fontanelle. Qualche anno fa, prendendo spunto da un'iniziativa simile di un altro locale della Marca, hanno deciso di multare i clienti che si lasciavano andare ad imprecazioni. Così, per sensibilizzare le persone che abbiano magari un dialetto un po' meno scurrile, cerca un attimo di tenerli un po' in riga, ecco, diciamo così, fargli notare un po' di più quando parlano, di tenersi un po' di più il contegno. Quando un avventore scivolava in una bestemmia, scattava per lui la sanzione di €1. È proprio il simbolo che richiama questa cosa, ecco. Il ricavato di questa iniziativa è stato donato ora in beneficenza alla locale associazione La Fonte. Aiutano un po' gli anziani, fanno del bene, ecco. E siccome è sempre comunque un'associazione del paese, cerchiamo sempre di stare, di dare la possibilità di aiutare i nostri vicini. La cassettina resterà al suo posto, continuando a raccogliere le multe. È simpatico perché comunque ogni tanto c'è qualcuno che passa di passaggio, legge il cartello, fa le foto e ci ringraziano e ci fanno i complimenti per questa scelta. Vi lascio al meteo e poi c'è il telegiornale di Venezia.